Allora, eccoci qua, siamo alla correzione dell'esercizio numero 3 che era un circuito pneumatico aziendale e molti di voi li ho buggerati, li ho fregati. Sì, perché molti di voi hanno pensato che dato che facevamo sempre l'esercizio sul segnale bloccante, hanno pensato che ci fosse il segnale bloccante, invece non c'era il segnale bloccante, perché chi è che mi dice quando deve uscire là? Me lo dice il pulsante S1, eccolo qua. Poi, a questo punto, quando è che esce la B? Quando la è uscita, quindi chi è che ce lo dice? A1. Ok? Quando è che rientrano A e B? Quando è uscita la B, quindi ce lo dice B0. Scusate, B1. B1, ecco qua. Mettiamo un po' più di spazio, così vanno sotto le rispettive fasi. Ecco qua. A più esce soltanto quando il sensore S1 rileva il pacco, la B esce soltanto quando la A è arrivata a fine corsa A1 e rientrano quando la B è arrivata a fine corsa B1. Fine dello schema. Vi ho fregato, molti di voi li ho fregati. Vediamo la simulazione. Questo qui è S1, questo è B1, questo è A1. Faccio play, pigio S1, cioè rilevo il pacco. A esce, B esce e rientrano insieme. Eccoci qua, fregati. Ciao a tutti, alla prossima. Professore 1, alunni 0.